Al 24esimo congresso nazionale di AIOM, grande spazio ovviamente viene dedicato a neoplasie complesse del tratto gastroenterico, tumore del pancreas, tumore dello stomaco, che stanno però registrando alcune significative passi in avanti. Ne parliamo con Chiara Cremolini, professore di oncologia medica all'Università di Pisa. Chiara. Sì, effettivamente sono patologie che restano estremamente complesse, che necessitano spesso di una gestione veramente multidisciplinare, dove il ruolo dell'oncologo gioca certamente una parte importante, ma il radioterapista, il chirurgo devono essere assolutamente coinvolti. Sempre di più è importante l'apporto della nutrizione in questi pazienti che hanno delle patologie così complesse, e anche questo elemento può contribuire non solo alla qualità della vita, ma al raggiungimento di risultati migliori, sfruttando al meglio le opzioni terapeutiche che abbiamo a disposizione. È vero che restano patologie molto difficili, ma è anche vero che qualche miglioramento lo stiamo osservando grazie all'introduzione di nuovi approcci farmacologici e di nuove strategie terapeutiche. Penso ad esempio al trattamento adiuvante con immunoterapia nei tumori dell'esofago, penso per esempio al risultato dell'immunoterapia combinata con la chemioterapia tradizionale in un sottogruppo di pazienti con tumore dello stomaco. Avremo probabilmente a breve anche in Italia la possibilità di utilizzare questa nuova arma terapeutica. Il tumore del pancreas resta particolarmente ostico, c'è tanta ricerca, la strategia del target in questa patologia non ha portato i risultati soddisfacenti di altri contesti terapeutici, ma c'è tanta ricerca per provare a rendere questo microambiente così difficile un po' meno ostile anche per quanto riguarda altri approcci terapeutici. E poi la rivoluzione nei tumori delle vie biliari, questo penso che rappresenti certamente una patologia di nicchia, molto rara, ma dove la disponibilità, in questo caso sì, di farmaci a bersaglio molecolare cambierà abbastanza radicalmente i nostri algoritmi terapeutici nell'immediato futuro. Si parla sempre più, Chiara, di qualità di vita anche nel paziente avanzato. È un tema importante la qualità di vita ormai. È un tema molto importante, noi dobbiamo ragionare su come cogliere al meglio i segnali che arrivano dai pazienti non solo nella nostra pratica clinica ma anche negli studi clinici, e infatti molto lavoro stanno facendo le società scientifiche, in particolare l'ESMO ma anche AIOM a livello nazionale, su come introdurre degli strumenti negli studi clinici per captare la reale percezione del proprio stato di salute da parte del paziente. E sembra strano, ma ci sono dati di letteratura che testimoniano come la percezione che ne ha il medico, pur con la sua esperienza, col suo occhio clinico, col suo senso clinico, sono molto diversi dalla percezione che ha il paziente, non solo in ottica soggettiva, ma anche proprio come ti riportano i loro eventi avversi. Il medico non è che non ascolta, non è il paziente, quindi cogliere queste differenze, queste sfumature e implementare degli strumenti migliori per riportare anche dal punto di vista scientifico questo sentimento sicuramente ci consentirà di fare dei passi avanti, in particolare in queste patologie dove la qualità della vita necessariamente risulta veramente messa a dura prova sia dai trattamenti che dalla malattia in primis. Tu, Chiara, sei una delle eccellenze italiane a livello internazionale. Il livello della ricerca italiana, la partecipazione ai grandi trial è davvero un elemento ormai consolidato. Allora, la ricerca italiana credo che non abbia veramente niente da invidiare, io ovviamente mi occupo di ambito gastroenterico a tante altre realtà. Sicuramente l'Italia ha una forza importante che è quella della coesione di tanti ricercatori che partecipano agli studi per il desiderio di esserci, e confrontandosi con altre esperienze di gruppi cooperativi e di ricerca indipendente in altri paesi del nostro continente non è sempre così. Proprio le normative in Italia prevedono che se io partecipo ad uno studio no profit io non ricevo un finanziamento per la mia istituzione, per lo studio. Io partecipo perché ritengo che quel quesito scientifico sia importante e voglio essere parte di una storia. Negli altri paesi non è così. C'è una parte economica e sicuramente questa povertà, tra virgolette, della ricerca indipendente italiana dall'altra parte crea una grandissima forza di gruppo. I pazienti italiani sono molto desiderosi di far parte degli studi clinici, profit e no profit, e questo ci pone in una posizione di assoluto vantaggio rispetto ad altre nazioni dove l'apertura alla sperimentazione proprio anche da parte del paziente è meno eclatante. Ora, detto questo, è chiaro che non siamo arrivati, non è certamente il modello ideale. Abbiamo bisogno di molti finanziamenti per fare ricerca, molta della nostra ricerca indipendente si basa comunque su supporti parziali da parte delle aziende farmaceutiche, la parte di finanziamento pubblico è veramente minima
e sicuramente queste sono aree di assoluta necessità su cui abbiamo bisogno di lavorare tanto. I gruppi cooperativi fanno la loro parte, ma abbiamo bisogno ovviamente del sostegno di realtà forti che ci supportino, perché la ricerca è sicuramente mossa in primis dal desiderio, dalla volontà, da uno spirito di avanzamento, ma ha anche bisogno di finanze e sempre di più con l'aumentare della complessità delle procedure. Ecco. Grazie Chiara.